per ora tutti conosciuti. Mi raccomando, non scrivete o dite cose che non sono appropriate, perché vi caccio immediatamente. E avete visto, sono velocissima a cacciare le persone. Io vorrei chiedere soltanto una cosa: oggi appaio col mio nome e cognome o con quello di mia moglie? Io sono Vincenzo Abruzzo. No, lei compare come Simonetta, ma vedo che non è Simonetta. Ma non so come mai la sia questo, non lo so come mai. Vabbè, nulla di male, ma comunque volevo mettere in chiaro. Grazie. Certo, la ringrazio per la puntualizzazione. Grazie. Allora, come al solito, vi chiedo la cortesia di spengere i microfoni. Se non ci sono problemi di banda, di visualizzazione, chi vuole può tenere la telecamera accesa. Se poi vi accorgete che ci sono problemi, insomma, di linea, è necessario poi spengere anche le telecamere. Allora, quindi benvenuti, è l'ultimo appuntamento. Abbiamo il nostro ospite che poi vi presenterò subito. Quindi l'ultimo appuntamento del ciclo di questo primo ciclo. Il ciclo ricomincerà a ottobre, per cui chi è già iscritto, questo gruppo che già abbiamo, sarà informato del programma, e poi eventualmente, se avete persone a cui segnalarlo, ce lo fate presente e le aggiungeremo. I temi del prossimo ciclo, da ottobre, diciamo grosso modo, a marzo-aprile, come quest'anno, ecco, i temi saranno, diciamo, temi un po' più specifici. Si va da parchi e giardini, ville e ville fattorie, i dintorni di Firenze, il paesaggio nei Cabrei, una conferenza specifica sull'Arno, una sulla protoindustria e l'industria, e poi fonti e documenti, la cartografia, e chiuderemo con una tavola rotonda in cui inviteremo esperti per parlare invece dei problemi di oggi. Dunque, ecco, detto questo, ecco, un'altra cosa che ci sarebbe piaciuto fare e che qualche diciamo membro, qualche partecipante ha suggerito, sarebbero delle uscite. Solo che capite che adesso non è possibile quindi creare dei gruppi e fare delle visite, però è una cosa che ci piacerebbe fare come parte integrante di questo ciclo, e già abbiamo avuto anche dei suggerimenti. So che Andrea Righetti sarebbe disponibile, per esempio, per una visita alla Sesto medievale, e credo che anche altri dei nostri conferenzieri possono essere disponibili a guidare dei gruppi, a visitare, a vedere quindi direttamente alcuni temi quindi che sono stati presentati in questo ciclo o che saranno presentati. Quindi via via vi informeremo se riusciremo a organizzare queste, magari ecco a settembre, quando si potrà farlo, si spera con tranquillità. L'altra cosa, prima di presentarvi il nostro ospite di oggi, è che l'avevo accennato già in una delle prime conferenze. A Italia Nostra abbiamo costituito una biblioteca grazie alla grossa donazione che ha fatto il professor Rombai del suo patrimonio librario, e ci siamo iscritti, siamo entrati nel sistema dello SDIAF. Ho già avuto da uno di voi l'offerta di darci una mano. Rifaccio nuovamente questo appello a qualche insegnante in pensione, qualche docente, qualche persona che può avere qualche ora da dedicare, quando insomma si potrà farlo con più calma, per aiutarci ecco nella catalogazione. Dopodiché entreremo, cioè ci siamo già entrati, ma appena avremo il catalogo faremo parte del sistema integrato dell'area fiorentina, e ci piacerebbe appunto mettere a disposizione di chi vuole il nostro patrimonio librario, che è fatto di tante cose interessanti sull'ambiente, su Firenze, sulla Toscana, sulla geografia, la cartografia, e quindi ecco, chi avesse qualche ora da regalarci, meglio in autunno, insomma, può scrivere una mail all'associazione o direttamente a me. Ecco, detto questo, fra poco metterò, appena prende la parola il professor Mauro Cozzi, metterò il solito foglio delle firme per gli insegnanti.
A questo punto vi presento quindi il nostro ospite. Firenze la Piana in età fascista è il tema di oggi. Mauro Cozzi è un amico, un collega, docente di storia dell'architettura al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Firenze. Si è occupato di storia dell'architettura, quindi tanti temi a partire dall'architettura del Cinquecento, ma soprattutto l'architettura di 800 e 900, con numerosi studi, cito i Coppedè oppure le vicende del Duomo di Firenze nell'Ottocento, o tanti studi specifici sull'edilizia toscana, prevalentemente sempre di questi secoli, ma anche sull'architettura dell'industria e dell'industria artistica, ho visto, l'architettura ferroviaria, i palazzi delle poste nel periodo tra le due guerre, l'architettura delle sale cinematografiche. Questo, Mauro, non conoscevo questi tuoi studi e interessi. E recentemente quindi studi su Firenze Capitale, su Giovanni Michelucci e su Pierluigi Nervi. E infine ho scoperto, Mauro, io non lo sapevo, che il professore porta avanti anche un'attività di pittore con mostre personali e collettive in Italia e all'estero, che è anche accademico delle arti del disegno. Beh, fatta questa brevissima presentazione, lo ringrazio della sua partecipazione e quindi gli do la parola, lo invito a condividere la sua presentazione. Prego, Mauro. Bene, grazie prima di tutto dell'invito, è un onore partecipare alle iniziative le vostre iniziative di Italia Nostra. Ringrazio il presidente dell'invito, Leonardo Rombai, è un amico come del resto Anna. Appunto è un onore essere qui con voi. Io ho messo insieme un po' di immagini, una 50-60 diapositive che spero ho cercato di centrarle sugli argomenti. Starò in questo raccontino che ho messo insieme sul bordo della piana, diciamo così, salvo poche eccezioni che dirazzano, diciamo, da questo percorso, da questo confine, da questo bordo, no? E come annunciato, come del resto nel titolo, il lasso di tempo al quale prevalentemente con assoluta prevalenza mi riferirò è breve, appena un ventennio rispetto a altre conferenze che ci sono state su periodi molto più larghi. No, il periodo che prenderò in considerazione è breve, un ventennio, appunto quello cosiddetto fra le due guerre, quello del nascere, del consolidarsi del fascismo, come vedremo, ma in realtà il mio discorso sarà anche più breve perché dopo una modernizzazione, diciamo, che era nei tempi, forse anche indipendente dal fascismo per molti versi, noi vedremo anche nel corso degli argomenti locali che metto nel piatto di oggi una sorta di rapida degenerazione dei fatti, delle idee, di una Italia coinvolta nell'autarchia, nell'impero, nelle leggi razziali, in avventure anche un po' vergognose e abbastanza rimosse, come per esempio, non lo so, nel marzo del 38 il bombardamento di Barcellona con 1 migliaio di morti, no? E poi naturalmente una guerra disastrosa durante e dopo la quale alcuni dei protagonisti di oggi, e in particolare mi riferisco a architetti e ingegneri, naturalmente, data il tema e l'argomento di oggi, prenderanno appunto più vera coscienza di quello che era successo. La metto in questo modo perché per parlare della città e delle architetture di questi anni è necessario, assolutamente necessario. L'argomento fascismo è naturalmente, nonostante che si sia raggiunta la pace di sensi per molti versi, ma è ancora oggi scivoloso, no? E la metto in questo modo
perché è necessario separare il giudizio generale che si deve dare sul fascismo, sulla dittatura, un giudizio anche che riguarda i modi con i quali furono affrontate anche certe bonifiche urbane, no? Ecco, bisogna separare queste cose dal pregio indubbio che ebbero e che hanno ancora oggi certe architetture, certe opere che allora si realizzarono, no? Appunto, la pace dei sensi l'abbiamo raggiunta, certe faziosità, l'epurazione di questo o di quell'altro protagonista, naturalmente per lo più, anzi per lo più sono tutti morti, di protagonisti come Mazzoni, come Michelucci, come Terragni. Più tempo passa e più ci si rende conto della imbarazzante differenza, direi questo, del giudizio che si deve dare sul fascismo e su quello che invece si riferisce a alcune realizzazioni. C'è uno scollamento di valori sorprendente, no? Che ancora oggi, dopo tanti anni, ci sorprende. Ci sorprende l'entusiasmo che quei giovani architetti ebbero nell'interpretare la modernizzazione che era in atto nella società, che fu indipendente appunto dal fascismo, oppure che in un abbaglio collettivo ma temporaneo poté sbagliarsi, poté equivocare su quella che era la vera natura della rivoluzione fascista, perché così si chiamò, no? Ecco, quando penso a queste cose, quando penso a queste imbarazzanti differenze, quando penso all'entusiasmo, mi viene in mente, visto che si parlava di cinema e visto che il cinema oggi in qualche modo parteciperà anche al discorso di oggi, mi viene in mente un film, Mefisto dell'81, no? Quando il protagonista, Filippo Maria Brandauer, bravissimo attore, in questo film a un certo punto si trova al cospetto di un classicismo hitleriano allucinato e allora di fronte a questo stadio enorme di queste architetture sinistramente classiche prende coscienza di quello che sta succedendo e allora capisce cosa il nazismo è, lo capisce attraverso l'architettura. Questo fatto mi pare interessante, ma del resto, visto appunto che anche di cinema in qualche modo parleremo, diciamo in questo percorso di degenerazione del fascismo, vabbè, l'ultimo capitolo potrebbe essere rappresentato appunto dall'ultimo spiacevole film di Pasolini, Salò, che in qualche modo forse davvero così fotografa il degenerare della questione, no? Ecco, sull'aggettivo temporaneo, su questa cosa vorrei insistere, perché bisogna dire che la più qualitativa architettura moderna, razionalista, italiana, si svolse in un arco assai breve. Il 1926, quando per esempio Gaetano Minnucci pubblica su un numero monografico di architettura e arti decorative. Architettura e arti decorative era la rivista ufficiale, la più importante in quel momento che c'era. Ecco, pubblica un numero monografico, è un fascicolo di oltre 100 pagine con altrettante illustrazioni, molto bello. Pubblica questo nel 26, mi pare nel luglio-agosto del 26, se ricordo bene, questo numero monografico sull'estetica degli edifici industriali, numero che assolutamente fotografa lo stato dell'arte nell'Europa di quel momento e dove si vedono bellissime cose. Ecco, così come è presto, il 26 è presto anche il 27, quando il gruppo 7, molti membri del gruppo 7 vanno a visitare l'esposizione del Werkbund di Stoccarda. È ancora presto. Bisogna appunto, e qui vorrei condividere con voi le diapositive, ecco, bisogna fare così, e poi apro questo.
State vedendo? Per ora no. Ci devi Ecco, ora dovreste vedere. Perfetto. Se puoi metterlo anche a schermo intero, se... State vedendo le immagini? Sì, se tu riesci a metterla a schermo intero meglio, se no... Non vi sento senza cuffie. Vanno... Dicevo Mauro, se tu puoi metterla anche a schermo intero meglio, se no... Ecco, sì, certo, posso metterlo a schermo intero così vedete meglio. Se mi sentite, naturalmente se dovesse partire il collegamento avvertite in qualche modo. Ecco, certo. dicevo, bisogna aspettare l'anno successivo, il 28, e nel nome del conglomerato cementizio armato e della fabbrica Fiat a Lingotto si potrà avere la prima esposizione italiana di architettura razionale. Appunto 1928 il Lingotto occupa, diciamo, la prima sala della mostra, e vedete che il manifesto proprio si basa sul fatto di gli edifici a scheletro, il conglomerato cementizio armato, che è il simbolo della nuova architettura. E in questa nuova architettura, appunto, in questa mostra noi vediamo appunto disegni molto belli come questo di Terragni, famoso per le officine del gas, oppure vediamo per esempio la tribuna del tennis di Ridolfi, no? L'alberghetto di mezza montagna di Libera, quando il razionalismo, diciamo, con un po' di futurismo, che fino a quel momento era rimasto un po' sotto traccia, diciamo così, un futurismo che contribuisce che scalda un po', contribuisce alla temperatura del razionalismo italiano, un razionalismo più caldo, più cordiale rispetto a quello nordico, no? Ecco, in questa mostra solo nel 28 si potrà avere, diciamo, così un chiaro panorama dell'architettura italiana moderna di questo momento. Allora, se è valida questa cronologia, cioè se il 26 è presto, il 27 è presto e solo nel 28 si ha una mostra, ma comunque nel 28 per lo più sono disegni, sono proposte di costruito, non c'è ancora quasi nulla. Se è valida, dicevo, questa cronologia, si capisce perché l'intelligenza nazionale e anche internazionale oggi si è subito mobilitata a contrastare l'idea di smontare il Franchi, no? Non solo la evidente qualità dello sbalzo della tribuna coperta, e vedete qui una rivista francese che subito registra questa novità, una tribuna coperta che sbalza, appunto si protende nel vuoto per 22 metri e mezzo, che era un record assolutamente in quel momento, no? E non solo una torre di luce, e qui la vediamo in una bellissima fotografia di Gino Barzotti che ci fa vedere l'autore piccolo piccolo di fronte a questa torre di luce, no? Ecco, una torre di luce che usa l'acciaio inox come nel contemporaneo Chrysler. Ora si stanno celebrando i 90 anni dell'altro grattacielo newyorkese, dell'Empire, ma in questo momento il Chrysler ha il più alto grattacielo al mondo, l'edificio più alto al mondo. Oppure le scale elicoidali, e vedete qui sto sfruttando un pochino le immagini che avevo nel mio repertorio, queste scale elicoidali che si avvitano in cielo e richiamano l'elica di Tatlin, si potrebbe dire, no? Evocando un'altra rivoluzione di segno diverso, quella di ottobre. Ma appunto quello che interessa è la cronologia dello Stadio Berta, che fu concepito da Nervi, ingegnere e impresario, nel 29 e subito messo in cantiere. Non era un progetto, non era un disegno,
ma era un oggetto grande, importante, che prende di contropiede assolutamente il dibattito architettonico nazionale, con una tipologia in attesa diversa dalle usuali occasioni accademiche che si davano, e per giunta un oggetto adatto alle folle oceaniche che erano nel cuore del fascismo e all'attività di propaganda, no? Ma appunto si era detto di stare sul bordo occidentale della città, quindi di una città che ora, bisogna dirlo, e questo, come dicevo, è fonte di imbarazzo, offre i pezzi più pregiati di tutto il Novecento, perché sicuramente non è solo una questione dello stadio. Per esempio, ancora a partire, come sembra, dal 1929 c'è la centrale termica e gabina apparati centrali, così si chiama, della stazione di Santa Maria Novella, opera dell'architetto e ingegnere Angelo Mazzoni, che con i volumi costruttivisti rosso scuro di Intonaco Terranova, con le quattro ciminiere che evocative di un'architettura ferroviaria, evocative del ferrovia, no? E forse questa centrale termica è l'oggetto, l'edificio forse più importante del cosiddetto secondo futurismo italiano. Mi sembra che nella conferenza di Gabriella Orefice qualcuno la rammentava questa centrale termica, no? In maniera molto opportuna, direi, perché questo oggetto è vergognosamente lasciato lì al bordo dei binari, coperto di scritte, assolutamente dimenticato da grandi stazioni, dalle ferrovie dello Stato e perfino forse anche dalle amministrazioni locali, che dovrebbero, credo, intervenire. È anche oggetto questo di una riflessione per noi storici, perché credo molti del nostro gruppo si sono impegnati in più tempi, in più situazioni da 30 anni a questa parte, anch'io in prima persona l'ho fatto, a scrivere, dico, su questo oggetto, decantandone l'importanza, eccetera, eccetera. Ecco, questa nostra annosissima attività, assolutamente inutile, questo oggetto ancora oggi giace nello stato in cui potete vederlo. E questo oggetto precede di poco il fabbricato viaggiatori della stessa stazione di Santa Maria Novella, no? Che è di sicuro l'opera più qualitativa di tutto il Novecento locale, forse non solo del Novecento toscano, perché è un'opera assolutamente che si è fatta strada importante a livello nazionale e internazionale. Moltissime qualità di questo oggetto, di questa architettura, che vanno dagli arredi, e uno per tutti vi mostro l'orologio che oggi è nella libreria Feltrinelli, un orologio disegnato da Baroni, originalissimo, fino che vi devo dire, fino alla qualità dei marmi e delle pietre che si trovano nella stazione, fino alla luce artificiale usata in quest'opera come vero e proprio elemento costruttivo, cioè la luce non è un corredo, è proprio un elemento che partecipa in prima istanza all'architettura, come poi farà Nello Baroni, uno del gruppo, appunto, del gruppo toscano della stazione, nel Cinema Rex. Anche questa architettura oggi, se fisicamente ancora c'è, ma certo che in questa sua diciamo funzione luministica assolutamente evidente, eccetera, eccetera, è in questo senso negato. Ma il talento maggiore del fabbricato viaggiatori, molti anni fa, e ce l'ha insegnato Vittorio Savi, consiste nella spazialità della galleria di testa, uno spazio che per qualità, non esagero, può essere
paragonato al Pantheon, è uno spazio dove si sta bene, no? Dove è la felicità dell'architetto, per dirla con i termini di Michelucci, no? Le travi inginocchiate che state vedendo in questa bella immagine, ancora una volta Barzotti, e alle foto Barzotti diciamo ho attinto abbastanza in questo discorso di stasera, in questa foto Barzotti che ci mostra appunto la galleria di Testa, uno spazio intimo, protettivo, malgrado che sia lungo più di 100 metri, e malgrado il frastuono, diciamo così, di un'opera ambigua, perché le stazioni sono opere ambigue, sono mezze macchine ferroviarie e mezze diciamo, elementi di contatto con la città, no? E in questo caso la funzione seconda, come direbbe Giovanni Klaus Koenig, un'architettura che ci parla moderno e nel contempo si rapporta con la città. La carrozzeria in pietraforte della stazione, il dialogo, tutti sono cose assolutamente note che tutti assolutamente conosciamo. La riflessione da fare di queste cose e di varie altre cose è che tutte si svolgono nell'arco brevissimo di un quinquennio. Questo va detto, su questo insistere in quest'arco breve della modernizzazione italiana. Già nel 1935 si potrebbe riflettere, già nel 1935 la palazzina reale del solo Michelucci, che contemporaneamente è coinvolto da Piacentini a Roma nella città universitaria, già nella palazzina reale, appunto, già nel 1935 si avverte un ordine monumentale, così lo chiama Borzi in un discorso più generale, e già la palazzina, pur qualitativa in sé, pur interessantissima in sé, pur opera naturalmente pregiata di Michelucci, però in questa palazzina già si avverte appunto una possibile futura involuzione littoria. Seppure in pelle, questo stesso ordine monumentale si avverte pure in certe parti, mi sto appunto appropinquando alla Piana, in certe parti della SGA, della Scuola di Guerra Aerea delle Cascine, di Fagnoni e di Bianchini. Anche questa avrà compresa fra le opere del razionalismo fiorentino meritevoli a scala nazionale o anche internazionale, sempre per dirla con le parole di Giovanni Klaus Koenig, che a conti fatti è quello che ha capito di più, che ha scritto meglio di tutte queste cose. La Scuola di Guerra Aerea, tutto sommato, è un'opera meno vista di altre, perché ci stanno i militari, appunto, anche se è stata aperta più volte nelle settimane del FAI, quindi è stata visitata, eccetera. Certamente è un'architettura che onora ad ovest la Piana. Fu fatta in appena 250 giorni con un cantiere modello, studiato per l'appunto dall'ingegner Bianchini con un ordine quasi militare, e poco lontano nel 1935 si era già messo mano alla manifattura tabacchi, anch'essa una vera e propria cittadella. Sono due cittadelle vicine. In questa fotografia si vede una parte della Scuola di Guerra Aerea e si vede appunto la fotografia, credo sia dei primi anni 50. Una vera e propria cittadella fondata ex novo, anche se un po' più faticosamente, per parti, fondata dai tecnici del monopolio. Il monopolio dell'interno aveva un proprio ufficio studi, ma con la partecipazione ancora estesa di Pierluigi Nervi. Nell'archivio del XAC a Parma ci sono molti disegni di Nervi che riguardano questo oggetto. Un oggetto che oggi è in via di riconversione su una strada più corretta, sembrerebbe, rispetto a torri di 70 metri che una certa nostra imprenditoria, un po' da Calera, come si è visto, voleva
appunto proporre per la manifattura. Rispetto a qualche spunto solare mediterraneo che ancora sussiste nella scuola di guerra aerea di Fagnoni, la manifattura che sarà finita nel 40, specie nel corpo di fabbrica su via delle Cascine, è pervasa da qualche cupezza littoria, no? Il bassorilievo, anzi l'altorilievo, bisognerebbe dire, di Francesco Coccia, che sta entrando nel primo cortile a destra, monumento appunto certamente celebra il genere, un monumento, un altorilievo alla madre italiana, ma c'è un monumento alle oltre 1000 donne che lavorano allora nella manifattura, ma anche preannuncia l'imminente loro sacrificio nel dare figli alla patria, come poi avverrà. Ecco, la guerra, le due guerre sono un po', come anche vedremo, una specie di basso continuo nel discorso, negli argomenti che vi propongo oggi, un po' su questo fronte della Piana, no? Su questo limite nord-occidentale della città. Ancora, come vedete in questa fotografia, si intravede una Novoli ancora abbastanza agricola, l'ex parco, l'ex fattoria de Midoff non è ancora stata edificata. Nella Piana, un po' più a ovest, a Campi, e più esattamente a Sant'Angelo all'Ecore, già intorno al 1913-14, e quindi già in preparazione, già in odore di guerra, 30 ettari vengono destinati ai dirigibili, quei dirigibili che già erano al campo di Marte e che ora appunto vengono portati in questa zona e dove rimarranno fino all'incirca al 1930. Ma già c'è in discussione l'aeroporto, già si discute di Peretola, niente di nuovo sotto il sole, e nel 29 Nello Baroni, che abbiamo visto già attivo alla stazione, ma nel 29 ancora si stava laureando, Nello Baroni, e discute proprio una tesi sull'aeroporto, sul nuovo aeroporto a Peretola, che è una tesi che in questo edificio sta tra futurismo e streamlining, l'architettura, diciamo, aerodinamica americana che in quel momento conquista interesse, forme rotondeggianti adatte, come quelle poi del suo collega e compagno di corso Cesare Augusto Poggi, a deviare le schegge dei possibili bombardamenti aerei. Tutti gli anni 30 sono dominati da questa paura. Gli aerei hanno raggiunto un'autonomia inquietante, le città non si sentono più sicure, no? E dunque questo è un tema che sovrasta un po' gli argomenti di oggi, il bombardamento aereo. E poco più addentro alla città anche la Fiat di Novoli, realizzata nel 38-39, ma quindi appunto siamo alla fine del ventennio, dall'ingegnere della Fiat, da Vittorio Bonadè Bontino, appunto. Anche la Fiat, sempre secondo Koenig, sarebbe in qualche modo connessa alla guerra e all'aviazione. Alla Fiat di Novoli si dovevano appunto costruire grandi aerei, e questo secondo Koenig, che qualche volta però fantasticava su questi aspetti, questo spiegherebbe la speciale larghezza del viale appunto che collegava queste grandi officine appunto all'aeroporto. Sulla Fiat di allora e su quella di poi non vorrei addentrarmi, nemmeno sulla questione dell'area Fiat, nemmeno sulla questione del piano Krier, con la proposta di fronti, di un fronte compatto degli edifici ricreato lungo le strade, no? Mi pare che
in quella grande urbanizzazione, quel grande strappo, per dirla con le parole di Occhetto, di Novoli, l'unica cosa un po' da salvare in qualche misura sia la città universitaria, siano gli edifici universitari di Natalini, e invece sul resto credo che si debba stendere un po' un velo pietoso, come si dice, no? Compreso anche il Palazzo di Giustizia di Ricci, malamente adattato dopo 18 anni a esigenze completamente mutate. Ma bordeggiando, navigando a ovest di Firenze, mi sono appunto forse un pochino allungato su queste cose. In effetti sugli episodi anche qualitativi del ventennio, in questo brevissimo arco di tempo, in questo quinquennio bisognerebbe dire, perché quinquennio, 7-8 anni al massimo sono quelli in cui si fanno le opere migliori, su queste si potrebbe parlare, ma a dire la verità mi ero ripromesso e avevo preannunciato a Leonardo Rombai appunto che avrei detto di Rifredi, in vista appunto della Piana, sempre stando sul bordo della città, e che avrei parlato appunto di 3 altre cittadelle, un po' meno note magari, ma per certi versi significative per allora, come cercherò di dire, ma forse significative anche per oggi, perché in maniera assai diversa l'una dall'altra rimbalzano anche nell'attualità. Il primo di questi 3 casi è quello delle Officine Galileo, una parte per il tutto il simbolo del primo quartiere industriale della città, per 50 anni e oltre simbolo dei primi scioperi metallurgici della FIOM, delle guardie rosse degli anni 20, e poi simbolo di Giorgio La Pira, dei 590 licenziamenti che si ebbero nel secondo dopoguerra. La Galileo coinciderà con un proletariato urbano resistente nella fascistissima Firenze. Singolare il fatto che saranno proprio i lavoratori della Galileo in blocco a rifiutare l'iscrizione obbligatoria al PNF. La Galileo è importante su svariati piani di lettura, quello sociale appunto legato alla stessa storia del movimento operaio fiorentino, un movimento operaio che trova nella preesistente società di mutuo soccorso di Rifredi, che già era lì da qualche tempo, una sponda importante per il quartiere e per la stessa grande fabbrica. La fabbrica, come vedete, non era nata lì, ci si era trasferita da una prima sede che era alle Cure. Era nata, questa fabbrica aveva radici remote nel tempo, era nata dalle esperienze di Giovan Battista Amici, dalle finezze tecnologiche dell'ultimo Granducato, dell'Istituto Tecnico, quasi a contraltare di un ambiente prevalentemente dedicato alle arti belle, no? Ma però come le arti belle, anche questa fabbrica sperimentale, aperta al provando e riprovando, alla sapienza artigiana, più che una fabbrica avviata alle grandi serie, a produzioni propriamente largamente industriali. La fabbrica poi era stata rifondata a fine Ottocento da un ingegnere napoletano, il Martinez, e poi trasferita appunto nella zona fra il Terzolle e la collina di Santa Marta, nei terreni dell'ex Villa Bai. Qui c'è una cartina che fa vedere appunto Rifredi, fa vedere via Alderotti, il Terzolle e appunto il posto esattamente della fabbrica. Questo trasferimento era avvenuto intorno al 1908 in una zona vocazionalmente già destinata agli insediamenti industriali, al margine del
piano dell'ingegnere idraulico Giovanni Bellincioni, il quale qui vedete una cartina, la cartina è successiva, risale agli anni 30, ma fotografa bene appunto lo statuto, Piazza Viessier, Piazza Leopoldo, ecco, e fotografa bene il fatto anche che con via Vittorio Emanuele a un certo punto finisce la città borghese, no? Oltre Ixunt Leones, oltre via Vittorio Emanuele finisce la città in qualche misura in quegli anni, no? Finisce lo sviluppo residenziale borghese e si lasciano le pendici collinari e soprattutto la pianura all'industria e alla residenza operaia. Il progressivo accrescimento delle officine Galileo interessa, per esempio, fra i vari piani di lettura che si possono dare di questa fabbrica, interessa la storia della costruzione industriale. Interessa la storia della costruzione industriale nel senso che la fabbrica è veramente l'elemento trainante del moderno in architettura, no? E queste immagini che ho ripreso da una brochure della SAC, della Società Anonima per Costruzioni Cementizie, che è diciamo così l'impresa più importante che opera a Firenze, in Toscana e in Emilia. Era stata fondata appunto da un ingegnere bolognese, Attilio Muggia, in società con Leone Poggi, fiorentinissimo, con i capitali di molta aristocrazia agraria toscana, che avevano investito in questa società che in effetti praticamente dal 1908, quando si fonda, era attiva anche prima, ma insomma ufficialmente viene fondata nell'8, praticamente percorrerà tutto l'arco del Novecento, fin cambiando anche nomi, ma arriverà fino agli anni 60. E appunto sono ancora foto Barzotti che ho trovato in questa brochure della fabbrica, e naturalmente ci sono foto famose come questa Linari che mostrano appunto il lavoro. Fabbriche, ecco, il volo aereo dell'IGM del 35 ci permette ci fa vedere nel 35 ormai il Viale Morgagni è aperto, eccolo qui, ci fa vedere la fabbrica, ci fa vedere il poggetto ancora largamente inedificato, ma ci fa vedere la fabbrica quanto era grande, quanto era estesa, è una fabbrica che addirittura aveva un appendice, una fonderia che stava qua sul bordo, oltre il Viale Morgagni, sul bordo del Terzolle. Una fabbrica che produceva una fabbrica, ecco, ma questo, ho trovato anche questa fotografia della famosa torre dei telemetri in costruzione, una torre dei telemetri che qualificava l'angolo, diciamo, fra via Alderotti e via del Garbo, ed era un elemento assolutamente simbolico di quel paesaggio urbano. Torre dei telemetri, e appunto i telemetri, le apparecchiature ottiche, grandi fotoelettriche, periscopi, centrali di tiro per la Marina, e da una certa data in poi anche diciamo intorno dal 1927 in poi anche apparecchiature per le riprese aeree, quel fotopiano del 35 che abbiamo visto probabilmente è stato realizzato con macchine appunto prodotte dall'IGM, apparecchiature, strumenti per arcieri, tuttavia produzioni sempre un po' di nicchia, di piccoli numeri, per lo più legate agli armamenti, alle guerre, ancora una volta, tant'è vero che le varie crisi della Galileo, la crisi degli anni 20, appunto quella si diceva prima delle Guardie Rosse, dei primi scioperi, come poi la crisi degli anni 50, si legano appunto al difficile passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, e anche diciamo così, il tentativo di prodotti
di più largo smercio, come per esempio fotocamere di formato Leica, che non avranno, insomma, un qualche successo l'avranno, ma non larghissimo, o addirittura il tentativo di fabbricare macchine per distribuire la cioccolata, no? Comunque, non di meno, nonostante queste crisi periodiche, la fabbrica era cresciuta fino a superare, appunto, come si è visto, il Terzolle e come si è visto in quella foto aerea. Seppure fuori dalla cronologia di stasera, bisogna almeno accennare a un altro colposo capitolo pertinente le Officine Galileo, quello che le vede importanti sul piano dell'archeologia industriale. All'indomani dell'alluvione, su iniziativa di Carlo Ludovico Ragghianti, molti artisti donarono opere alla città e naturalmente molto si è discusso di un museo dell'arte contemporanea in città, convegni, dibattiti, e nell'81, nel mentre che della Galileo praticamente era rimasto solo il padiglione cosiddetto del Meccanotessile, il progetto di Dezzi, di Battisti, di Gregotti e di Mattei per un salvataggio integrale, una riconversione di quei 10.000 metri quadri del padiglione che erano rimasti. Un lavoro iniziato tra contrasti, appunto, di vario tipo, interrotto, abbandonato per 40 anni praticamente, è stato recentemente riproposto da Dezzi Bardeschi nel 2012, insomma recentemente fino a un certo punto. Nel frattempo Marco Dezzi è un poco morto, ma insomma l'ultima sua mostra importante, Autenticità, fra i vari episodi c'era anche questo della Galileo, appunto, della riconversione del progetto della Galileo. Una residuale testimonianza di cultura materiale, industriale, oggi assediata da brutti condomini, che sembra faticosamente avviata a un riuso. Dovrà accogliere l'Indire, che è stato cacciato da Palazzo Cerini, forse perché Palazzo Cerini va meglio per farci l'ennesimo albergo, magari di qualche multinazionale, e dovrà accogliere anche, non sto in questa sede a dire cos'è l'Indire perché penso che tutti voi lo sappiate, e anche dovrà accogliere la nuova sede dell'ISIA, una premiata scuola statale universitaria di design, le cui peregrinazioni, anche queste quarantennali, da alcuni locali vicino a Porta Romana, da San Gervasio in 2 diverse sedi, fino a Via Alfani e oggi a Villa Strozzi, e appunto fra qualche tempo pare nel Meccanotessile. Ecco, anche queste peregrinazioni la dicono lunga sulla perspicacia delle nostre amministrazioni, alle quali appunto starebbe l'incarico di trovare una sede. Ma lasciamo stare appunto queste fughe in avanti e ritorniamo al seminato degli anni 20 e in particolare al viale che dal Mazia va a Careggi, il cui progetto naturalmente è motivato dall'avvio della cittadella sanitaria di Careggi, come vedremo, ma un viale che serve pure un'altra cittadella meno importante per la città, precaria nella sua conformazione, della quale però voglio tuttavia dire, parlavo di cinema prima, no? Perché insomma la cosa viene opportuna, viene opportuno farla rimbalzare nell'attualità, perché naturalmente questa cittadella che si costruisce per il cinema della società Dante coincide, la si può chiamare in causa, visto che siamo nel 700° anniversario della morte dell'Alighieri, no? Una società che inizialmente si chiama Dante, poi diventa VIS, Visioni Italiane Storiche,
e si avvia giusto nel 1920 sull'altra riva del Terzolle rispetto al sorgente ospedale, no? E in quel momento la cinematografia italiana non godeva di grande successo. Da Hollywood, ma anche dalla Germania o dalla Russia, arrivano prodotti fatti meglio, con attori che sanno meglio interpretare il muto, con storie più accattivanti come è stato scritto dei Baci Rapaci della Bertini o della Menichelli, no? E allora, visto che c'è questa agguerrita concorrenza, si pensa, tanto per cambiare, di sfruttare la storia del bel paese con polpettoni romano-imperiali o medievali, e nella fattispecie, appunto, approssimandosi nel 21 il sesto centenario, con Dante nella vita dei tempi suoi. Eccolo qui il manifesto, realizzato su un soggetto di Valentino Soldani, acquistato dal conte Giovanni Montalbano per 50.000 lire. E dunque, fra l'altro, questa cosa non era una novità, perché già nel 1911 c'erano stati già 2 film Inferno su Dante, fra l'altro un film della Milano Film e un altro della Helios. Quello della Helios aveva avuto successo perché nell'episodio di Paolo e Francesca appare a seno nudo, no? E questo aveva fatto scandalo. Fra l'altro mi viene in mente, tempo fa ho fatto un lavoro sul Cinema Eden di Pistoia, quello di Via degli Orafi, quella facciata tutta trasparente in vetro, e lavorando su questo argomento viene fuori che in una Pistoia timorata di Dio, che negli affrori di sacrestia che circolano in questa città di preti, a un certo punto si proibisce a Lavarini, che era il proprietario di quel cinematografo, di appendere manifesti. Sospetto che fossero per l'appunto questi che nel 1911-12, quando questo cinema si inaugura, destano grande scandalo in città. Ma insomma, appunto, dicevo, non era una novità questo film su Dante, anche perché contemporaneamente a questo film della Vis, a Roma, un altro film, La mirabile visione, un altro film dantesco diretto da Caramba, era in lavorazione. La Vis è in clamoroso ritardo, perché solo nel gennaio del 21 si è in grado di acquistare un appezzamento, 4 ettari di terreno al confine col comune di Sesto, proprio appunto fino ad arrivare al Terzolle, con accesso da Via delle Panche, dove sorgono questi stabilimenti cinematografici. Vedete Ixa, perché è il nome che prenderà. Le fotografie sono un poco successive, ma gli edifici sono esattamente costruiti nei primissimi anni 20, gli stabilimenti cinematografici con teatro di posa, camerini, ristoranti, laboratori, che vengono affidati a una ditta veneziana fiorentina, la Pasqualin Vienna, così si chiama, che è un'impresa pratica di prefabbricazione in legno e l'unica soluzione capace appunto di rispettare i tempi richiesti da questi studios, no? Dante nella vita dei tempi suoi è in ritardo, sugli schermi apparirà solo nel 23 e addirittura a Roma nel 25, e non sarà un successo, non sarà per niente un successo. Interessa però il discorso, ecco, qui in questa foto aerea si vedono, questi sono gli studi, questo è il Terzolle, potete vedere, questi sono gli studios della Vis, eccola qui, con i vari
elementi che abbiamo visto, e in questa foto perché interessa in particolare il discorso architettonico e l'architettura fra le due guerre? Perché a un certo punto, per girare questo film, a Rifredi, come si vede sulla parte destra di questa fotografia panoramica, si ricostruisce una Firenze finta, con la regia di Giuseppe Castellucci e l'impiego di una manodopera capace, ecletticamente capace, come quella locale. Si ricostruisce il Battistero, si ricostruisce il Ponte Vecchio, e qui ci sono tutta una serie di fotografie che vi posso far passare velocemente. Sono fotogrammi tratti appunto dal film di Soldani, le case degli Alighieri, dei cerchi, dei donati, senza badare a spese. L'architetto Castellucci, il presunto autore della casa di Dante, ma in realtà la casa di Dante, che ha una gestazione molto complicata, è figlia di molti padri, eccetera, eccetera. Comunque Castellucci, l'autore, diciamo, di ambientazioni medievaleggianti in mezza Toscana, basta pensare alla Piazza Grande di Arezzo e via dicendo, si inserisce in un fenomeno abbastanza interessante. Ne parlo anche perché sono dietro, per conto dell'Accademia del Disegno, a preparare, c'è un'iniziativa che naturalmente riguarda Dante e Firenze, e abbiamo deciso di fare un discorso su Dante e la città. No, in questo discorso su Dante e la città dell'Ottocento e del Novecento in particolare. E in questo discorso questo film del 21 si può dire che accompagna, è causa di una caratteristica abbastanza speciale di Firenze, quella di avere un revival medievale di insolita estensione, di insolita lunghezza, praticamente senza soluzione di continuità, dal Temple Leader di Vincigliata, per intendersi, da Stibert fino a Corinto Corinti, fino, che vi posso dire, a Gino Coppedè, fino al Castello Mackenzie. Tra l'altro Ivan Mackenzie, questo fiduciario genovese dell'Ois di Londra, ricchissimo assicuratore e anche collezionista di edizioni rare della Divina Commedia. Ne possiede edizioni, ne possiede quasi 400 di queste edizioni, dal 1490 fino al 1921 per l'appunto, e le tiene in una stanza dantesca nella torre di questo Castello Mackenzie. Quindi, diciamo, tutta questa questione ha parecchio a che fare col centenario dell'Alighieri, no? Ecco, ma quello che può essere interessante è un Alighieri pop, un Dante spalmato appunto, come vedete, su Rifredi, ancora fotogrammi dal film, dove diciamo qui inquietano queste immagini, perché sono per un verso familiari, come questa per esempio, o come questa, ma poi non corrispondono in verità. È questa Firenze finta che Castellucci ricostruisce, ma è un fenomeno che poi gemma tutta una serie di, appunto, sul piano di un Dante interpretato in chiave pop, che gemma tutta una serie di portoncini chiodati, di finte buche pontaie, di ferrature portabandiera, di anelli legate a altezze dove magari tu ci puoi attaccare solo gli ippogrifi e roba del genere. Insomma, i quartieri di Gavinana, del Romito, della stessa Rifredi, largamente concedono spazio a questo medioevo che supera assolutamente le cronologie ottocentesche, per addentrarsi fino agli anni 30, ma anche oltre, perché a un certo punto Michelucci, nella ricostruzione, nel 49, se la prenderà appunto con queste architetture in costume, con questa sorta di mania del filaretto che ancora imperversa in Por Santa Maria e in via Guicciardini. Ma insomma, quindi una caratteristica, una malintesa toscanità che
che è in qualche modo, si può dire in qualche misura, figlia di questa vis, di questi stabilimenti di Rifredi, no? I quali proseguono stancamente fino agli anni 30 e solo si potrebbe qui rapidissimamente osservare il fatto che dovranno cedere il passo poi a un'altra avventura del cinema toscano, quella della Pisorno di Tirrenia, quella di Giovacchino Forzano, degli Agnelli, dei Borletti che la finanziano, no? Una avventura che sarà moderna, ben altrimenti moderna rispetto a questa, e sarà un'avventura con l'architetto Antonio Valente, appunto molto qualitativo come scenografo e come architetto, e che addirittura è un'avventura che lì nelle piane del Calambrone precederà Cinecittà. Oppure, se si vuole invece rimanere nella zona della Piana, si potrebbe chiamare in causa, ecco ancora immagini lì di Rifredi, e naturalmente la casa di Dante, e naturalmente, ecco, no, qui io dovevo far passare queste immagini, per esempio la farmacia del Canto alle Rondini è una di queste architetture fra il 19 e il 20, anch'essa figlia di queste suggestioni dantesche, no? Oppure addirittura un gusto che si estende alla fase rustica del mobilio. Questi, ecco, dei mobili assolutamente poco visti, seppure pubblicati sull'Illustrazione Toscana, mobili progettati da Ottone Rosai. Insomma, vedete in questo gusto vagamente medievale, no? Ecco, dicevo che se si vuol rimanere alla Piana, là dove prima abbiamo lasciato i dirigibili, ora c'è nel 51 un progetto di Italo Gamberini per la costruzione a Sant'Angelo all'Ecore, per l'appunto, per la costruzione di stabilimenti cinematografici che non avranno modo di concretizzarsi. È un progetto che rimane sulla carta, rimane a livello di plastico, come vedete, e nulla. E quindi, ma veniamo appunto all'ultima delle tre cittadelle che si era detto di prendere in considerazione, attraversando appunto il Rio Freddo o Terzolle che dir si voglia, e troviamo l'iniziativa più importante che perlomeno in questa zona si realizza tra le due guerre. Come tante altre cose del ventennio, il quale fascismo si impadronì e sul piano espressivo, ma anche sul piano organizzativo, sul piano delle intraprese, assorbì, diciamo così, così come il passo di corsa, il pugno e lo schiaffo fu assorbito dal futurismo, una sorta di vampiria che il fascismo ebbe nei confronti di esperienze precedenti. Ecco, anche per Careggi bisogna dire che Careggi non nacque col fascismo, addirittura fino dal 1903 si era pensato a una cittadella che potesse consentire facili adeguamenti, che avesse spazio, e allora si era pensato, già nel 1903 si erano scelti i terreni, i 10 poderi della tenuta Bortolin-Misciatelli come luogo adatto per un nuovo nosocomio che doveva spollare appunto gli ospedali, l'ospedale di Madre di Santa Maria Nuova, l'ospedale di Bonifazio, di San Giovanni di Dio, insomma quegli ospedali antichi, dei quali appunto Gabriella Orefice anche qualche tempo fa ci ha detto, no? Ma solo nel 1910 si era potuto perfezionare l'acquisto di questi 79 ettari di terreno, quindi uno spazio molto grande. Intorno al 1912 si era cominciato a murare qualcosa, per esempio qualcosa per il sanatorio della villa di Ognissanti, siamo in questa zona, quello dove oggi c'è il Maier. Nel 14 si era addirittura posta simbolicamente una prima pietra,
tant'è vero che nel 2014 si sono festeggiati appunto i 100 anni di Careggi, ma solo nel 24 si potrà cominciare a ricevere, appunto, a accogliere i primi malati. Nonostante che nel frattempo la zona si fosse fatta industriale, più decisamente industriale rispetto al primo Novecento, la zona pedecollinare era salubre, era sottovento, servita dalle acque fresche del torrente, e la fattoria che era stata acquistata e non ancora ovviamente urbanizzata, forniva prodotti agricoli, forniva soprattutto prodotti casearei che erano utili ai primi malati di Careggi, ma utili anche agli altri ospedali cittadini. E la storia di Careggi, come quella della Galileo, come quella di altre situazioni, può essere letta, può essere, diciamo, ripercorsa su piani svariatissimi. Il progetto sanitario, quello amministrativo molto articolato, come brevissimamente cercherò di dire, le scelte tipologiche edilizie, per esempio, le scelte urbanistiche, perché come vedete da questa cartina, che allora sta un po' nel libro dei sogni, si tratta di una estesa città ospedaliera, e infine aspetti architettonici connessi a quella che si è detta appunto funzione seconda dell'architettura. La funzione prima è quella di accogliere i malati, è quella a un certo punto la funzionalità, ma la funzione seconda è quella comunicativa, che assegna alla forma di un edificio, come alla forma che si dà a una macchina per fare le TAC, un ruolo tranquillizzante o spaventevole a seconda appunto del suo design, no? E quindi l'architettura comunica, è un concetto che viene dall'Ottocento, ma è un concetto assolutamente importante. L'architettura non è solo un contenitore amorfo, no? L'architettura parla e dunque comunica. Circa gli aspetti tipologici, si può appena dire che Careggi nasce, diciamo, sulle suggestioni di un dibattito ottocentesco e sulle scelte di fine Ottocento, cioè quella di una sorta di ospedale giardino, il modello del Niguarda a Milano, per intendersi, padiglioni separati collocati in grandi spazi aperti, no? Anche se poi, quando Careggi effettivamente viene realizzato, queste teorie saranno già superate. Sul piano urbanistico ed edilizio bisogna registrare le difficoltà dell'avvio. Una tela di Penelope l'ha definita Ester Diana in un ponderoso lavoro sugli ospedali fiorentini, no? Riferendosi a Careggi. I primi lavori, quelle prime pietre, quelle cose che abbiamo detto, erano stati fermati dalla guerra, e all'apertura degli anni 20 si riprende, si rimette mano finalmente agli 800 metri del viale Morgagni per appunto arrivare al borgo di Rifredi, e si realizzano i 3 modesti padiglioni, quelli dove oggi si fanno i tamponi al Ponte Nuovo, laggiù all'estremo nord di Careggi, sfruttando questi padiglioni, sfruttando la manodopera di qualche prigioniero di guerra oppure di qualche profugo istriano o dalmata, no? E rimangono senz'altro sulla carta le ambiziose planimetrie, queste che vedete, gli ambiziosi un po' progetti di Italo Guidi, questo Italo Guidi è l'ingegnere dell'ospedale di Santa Maria Nuova, che per molti anni guida l'impresa senza speciali talenti architettonici, a quanto si può vedere, a quanto si vede dal costruito. D'altronde è anche vero che fino al quinquennio 27-32 succede davvero poco a Careggi.
i cantieri procedono, come si scrive, con sconsolante lentezza. È interessante casomai lo sblocco, uno sblocco che avviene con la formazione di un consorzio tra l'ospedale di Santa Maria Nova, l'università, lo Stato e il comune. E quello che conta è il contemporaneo riordino dello stesso ospedale madre. Questa non c'è tempo ovviamente di entrare nel dettaglio di questa consistente operazione urbanistica. Questo è l'ospedale madre, qui vedete l'attuale ingresso di Santa Maria Nuova, qui potete riconoscere la celebre rotonda di Santa Maria degli Angeli, Brunelleschiana, no? Ecco, in questi anni, intorno al 1930, a un certo punto l'ospedale madre decide di riordinare diciamo tutti questi suoi possessi che occupano questo grande isolato, vendendo alla Cassa di Risparmio questa parte, vendendo all'associazione Reduci la rotonda e questa parte superiore, e vendendo all'università dove poi oggi c'è, appunto, per un certo periodo di tempo c'è stata architettura, oggi è tutta lettere, e come si vede, appunto, il progetto è curato da Brizzi, che in quel momento è preside della neonata facoltà d'architettura, ora è diventata nel 34, 35, 34 vera e propria facoltà. Prima era solo scuola, ha avuto un periodo di scuola superiore, eccetera, eccetera. Brizzi, insieme allo stesso rettore Bindo De Vecchi, curano questa grande operazione urbanistica e nasce la brutta piazza Brunelleschi. Bisogna dire che con il completamento da parte del Sabatini della rotonda brunelleschiana, dicevo che Brunelleschi toponomasticamente, diciamo, non ha grande successo, non ha grande fortuna, perché questa piazza è indegna del nome, appunto, che porta. E comunque, e così anche il completamento della rotonda è assai discutibile. E nulla, e quindi da questo momento in poi, dal 35 in poi, Careggi può prendere l'avvio. Ancora un particolare delle foto aeree, di un particolare della foto aerea del 35, che fa vedere appunto la clinica chirurgica con la forma a ragno, che fa vedere ancora in costruzione quello che poi sarà San Luca Vecchio cosiddetto, ma poi lo vediamo meglio, appunto il Terzolle, la strada di Careggi, si intravede molto bene la Villa Medicea, si intravede il Monna Tessa, che era l'ex fattoria Strozzi, sì, appunto, si vede, questo è già costruito il sanatorio, appunto, nella zona oggi del Maier, e si vedono i padiglioni di cui dicevo prima. Qui si possono ingrandire queste immagini in maniera tale e ancora si può vedere appunto come questi studi cinematografici fossero proprio addosso all'ospedale, anzi nella foto di prima si vedevano in costruzione questa parte qui. Non si vede, non c'è ancora in questa fotografia la chiesa di San Giovanni Battista con l'annesso convento, mentre questa fotografia credo sia degli anni 50, una cartolina, e ancora appunto l'ingresso di Careggi. È da notare, si può solo dire che nel grande vuoto che ancora caratterizza la cittadella di Careggi prima della guerra, un vuoto anche che impressiona rispetto alla densità di oggi, solo un paio di cose, solo la clinica oculistica, eccola qua, e
e l'Istituto di Igiene sul Viale Morgagni testimoniano, diciamo, qualche felicità razionalista, qualche felicità mediterranea. Il resto degli edifici, come questa clinica, per esempio, che ancora oggi c'è, oppure questo è l'attuale San Luca Vecchio, mentre non ci sono più questi due edifici che sono stati sostituiti dal San Luca Nuovo, e vedete il tema della città giardino, di uno spazio aperto ben diverso da quello di oggi. Ecco, per concludere, perché credo sia opportuno che io chiuda questa cosa, ecco, si può fare un'ultima riflessione. Nella disunita varietà, nella disunita diacronicità di questa macchina sanitaria, come si presenta oggi, qualche edificio ancora in uso testimonia il primo Novecento, più estesamente altri edifici testimoniano il periodo fra le due guerre, e si spera che la riconversione di questi edifici, di questi contenitori, qualche volta ha risposto all'economia, tal'altra ha risposto all'inerzia, alla difficoltà delle decisioni. Più frequentemente però si coniuga anche al nostro modo di essere, al nostro modo di vivere, no? A differenza della mentalità americana, del rifare di sana pianta, noi siamo un po' condannati alla memoria, no? Alla continuità. E se il propileo della biblioteca, dove oggi c'è anche la direzione di Careggi, ci comunica ancora oggi qualche inquietudine, come il Biancore Littorio, per esempio, della vicina clinica chirurgica, o la monumentalità semplificata di quella chiesa che abbiamo visto, tutto questo costituisce la città, costituisce la nostra storia, nel bene e nel male, no? Testimonia in un certo senso la parabola, anche Careggi testimonia questa parabola del ventennio, appunto, di cui vi dicevo, di un quinquennio felicissimo, felice, e via via, o di un progressivo incupirsi di queste architetture. Bene, avrei concluso. Mauro, allora ti ringrazio. Le figurine, c'era anche l'ultima lì che fa vedere gli edifici. Aspettate che mi metto le cuffie perché sennò non sento nulla. C'era l'ultima figura, se appunto, che testimonia quanto in realtà poco si sia effettivamente costruito rispetto al Careggi di oggi. Bene, forse sono stato un po' lungo. Mauro, mi senti? Sì, ti sento. Dicevo, sono stato un po' lungo. No, benissimo, guarda, arrivano messaggi di apprezzamento, io ti ringrazio a nome di tutti, e come al solito ci sono un paio di domande in chat. Se vuole Marco le può fare anche a voce, Marco Daffra. Marco, mi senti? Avevo acceso la telecamera, non il microfono. Ho già scritto in sintesi, posso rileggere. In queste interessantissime conferenze abbiamo potuto osservare quali e quante metamorfosi, probabilmente prima più positive e poi più negative, hanno subito Firenze e la Piana. Impressionanti per me oggi poi i progetti faraonici mai realizzati. Domando, oggi chi ha un piano lungimirante da contrapporre alla devastazione che il Comune di Firenze e la Regione Toscana stanno portando avanti da anni, vedi tranvia, inceneritori, aeroporto, stazione Foster, disboscamento della città, eccetera? Grazie. Ma la risposta è, se devo darla io e se posso darla io, è abbastanza evidente, cioè
sono anni che si va dicendo che manca un'intelligenza complessiva della città. Non intendiamoci, non è che questa fosse chiarissima, quel piano Bellincioni che abbiamo visto è un esempio di scarsa lungimiranza, tutto sommato, certamente è ritenuto non... la città del fascismo, la città fra le due guerre, sarà un po' vittima anche di quel piano. Quindi questa grande intelligenza nello sviluppo della città non ci fu nemmeno allora. Però oggi manca del tutto. Oggi mi pare che Firenze, come abbiamo scritto anche, è in svendita, è letteralmente in svendita, non solo la squadra di calcio, che vabbè potrebbe essere anche tollerabile, ma pezzo per pezzo si svendono i marciapiedi ai cosine, come si chiamano, quelli elettrici, alle biciclette elettriche, si svendono i posti dei residenti in centro, si svendono le caserme, si sono svendute, e io credo che o agli americani o alle grandi multinazionali, ma forse anche un po' alla mafia, si svendono continuamente piccoli pezzi di città, no? Quindi certamente non c'è un'intelligenza globale, c'è da chiedersi casomai se esista una buona fede. Forse bisogna dubitare anche di questo, cioè bisogna dubitare è solo incapacità, oppure dietro questa incapacità, a me dico questo, ma su questi temi mi sentite abbastanza arrabbiato, no? Si fanno incontri dove magari partecipa il sindaco, partecipa qualche assessore, non voglio far nomi, dove si sostiene che la residenza nella città è incoraggiata. A me pare che si dicano cose e si faccia esattamente il contrario. Quindi la sintesi, Dezzi Bardeschi, prima che morisse, appunto, si era messo su una serie di articoli su Ananke proprio con questo titolo, con la città in svendita. Questo è il... Certo, nel caso, per esempio, vedo Laura Manganaro, nel caso della manifattura tabacchi sembrerebbe una svendita intelligente, quell'acquisto in qualche modo sembra avere una lungimiranza, sembra, perché che in altri casi non esiste, non c'è. Ma però sono iniziative singole. Una lettura complessiva della città mi sembra assolutamente assente. Mauro, ringrazio infinitamente. Io è che siamo con l'acqua alle porte, ora che arriveranno questi soldi che vogliono investire, il timore è che anziché scelte ecocompatibili o almeno lungimiranti si faccia più danni della grandine, la paura è questa. Quindi ora siamo con l'acqua, insomma, a breve, quindi aiuto. Mauro, puoi interrompere la presentazione? Sì, scusami. No, niente, grazie. C'era un'altra domanda, Stefania, mi pare, Bolletti. Laura chiedeva qualcosa sull'edificio dell'Istituto d'Oltremare, il Palazzo Mazzoni, che passa la tranvia. Sì, il Palazzo Mazzoni dove passa la tranvia, Dio mio, è una infelice idea, perché quello era un altro pezzo notevolissimo, la famosa squadra Rialzo di Angelo Mazzoni. Il fatto di ricostruire quell'oggetto per farci passare dentro il tram mi è parso, insomma, è dovrebbe rientrare sotto tutela, una violenza all'architettura, insomma, no? La povera squadra Rialzo del Mazzoni, tutta la fascia, diciamo, di via Lamanni è tutta mazzoniana, la si riconosce, ci sono quel toro, per esempio, in travertino, il palazzo, compresa la centrale termica e la squadra Rialzo, erano due pezzi, compresi i serbatoi, eccetera, i due pezzi, quindi l'averla
salvata, fra virgolette, in questo modo, bah, insomma, mi pare discutibile. Circa San Jacopino e il San Gervasio, insomma, quell'edificio è un po' contrastato, comunque c'è lì la cosa più grave, perché arriva... Lì ci sono microfoni accesi, Stefania, sì. puoi leggere. Ah sì, scusa. Dicevo, lì la cosa grave è l'ex istituto agronomico per l'oltremare, che ha un patrimonio fotografico d'archivio notevole, un edificio in sé non fa parte, diciamo, di quel lafrore un pochino littorio che lì ci mettano in mano diversi architetti, fra cui il Giuntoli e via dicendo. Non è magari fra le opere migliori, seppur dignitosa anche lui, fra le opere migliori del ventennio, però ci sono quei due bassorilievi del Moschi che affiancano la porta, che sono bellissimi, che sono una meraviglia, e ci sono degli arredi all'interno appunto dell'ex istituto dell'oltremare notevoli. Notevole sarebbe anche il patrimonio documentario archivistico che questo istituto ha e che vogliono portare a Roma. E fra l'altro in questa mostra che abbiamo fatto l'anno scorso su questa festa della fotografia d'architettura, una piccola iniziativa che ha coinvolto varie istituzioni fiorentine, ci si voleva mettere anche l'Istituto per l'Oltremare, ma non è stato possibile perché Roma non ha dato permesso, perché insomma una delle solite vicende italiote ma il materiale lì, tutto il materiale coloniale libico, del Corno d'Africa, eccetera, eccetera, di grandissimo interesse, insomma. Forse più dell'architettura, che comunque è dignitosa e che comunque... non so se ho risposto. Altre domande? Professore, scusate, può dire qualcosa sugli edifici che c'erano prima e dove adesso c'è l'Archivio di Stato in Piazza Beccaria? Bene. Il giudizio più graffiante è quello di Franco Borzi, anche lui è un po' morto, ma che definiva l'attuale Archivio di Stato pompiduino, nel senso epiteto che si riferiva a parte assonanze, eccetera, eccetera, che si riferiva a quel corridoio in aggetto che vagamente richiama la GIL, che era in quel posto, cioè stava esattamente al posto dell'Archivio di Stato. Specialmente, io me la ricordo, la GIL di quando ero ragazzino, era un locale un po'... devo dire un po' squallido, perché era tutto rovinato, no? Dove ci facevano degli avanspettacoli, e mi ricordo delle ballerine con le calzamaglie di rana tristissime. Era una cosa terribile proprio, no? Proprio quasi da salò, in un certo senso, come squallore. Rivisto quell'edificio nelle foto Barzotti, per l'appunto, subito dopo l'inaugurazione, con quel cortile sghembo, fra l'altro c'è all'Archivio Storico Comunale una documentazione bellissima su quell'edificio, sono tutte foto Barzotti di grande formato, Barzotti lavorava con 24-36 centimetri come formato, e ne uscivano fuori delle foto splendide. Visto quell'edificio nelle foto d'epoca, l'edificio fatto dal Cetica e De Reggi, siamo nel 36, giusto in questo quinquennio di cui si diceva, dove ancora c'è da parte di questi, Cetica non era peraltro giovanissimo, ma dove c'era comunque un entusiasmo in queste costruzioni, un entusiasmo che poi tutti questi architetti e ingegneri perdendo solo nervi, in qualche modo si mantiene
sopra le parti, no? Non da ingegnere, non si coinvolge troppo, ma io credo che in cuor suo, quando progetta lo stadio, quando a un certo punto inventa o esegue quella scala elicoidale, quella torre di luce, in qualche modo anche lui deve essere partecipe. Per esempio Nervi non ha bocca quando il futurismo Tayat lo va a intervistare e vuole ascrivere lo stadio al futurismo, no? E Nervi nicchia, dice sì, può essere, ma insomma non aderisse, perché insomma gli ingegneri sono un po' diaccini, diciamo così, no? Non è che si entusiasmano, però io credo che in cuor suo si fosse entusiasmato. Gli altri si entusiasmano, cioè il gruppo toscano di progetto della stazione è tutta gente che ha meno di 30 anni, salvo Michelucci che ce n'ha 40, no? E ci credono, in qualche modo forse hanno frainteso la rivoluzione fascista, ma insomma è questo il dramma vero, no? Di questa a un certo punto verità che si svela progressivamente, ma intanto che non si svela in questo quinquennio felice, dove si producono le architetture più belle del Novecento in 5 anni. Noi ci mettiamo 5 anni ora a fare 1 chilometro di tranvia. E in 5 anni si è fatto la stazione, la Squadra Rialzo, la centrale termica, la GIL, praticamente la scuola di guerra aerea, eccetera, eccetera. Tante cose che furono fatte, tutte opere pubbliche, certo, ma che ce l'abbiamo e che insomma sono qualitative. E poi perché si parla di Firenze, se si estende il discorso all'Italia, alle città fondate, alcune città fondate dell'Agropontino, se uno va a Sabaudia, insomma anche lì uno rimane impressionato, sono luoghi interessanti, belli, no? Oppure anche Carbonia Carbonia, per esempio, certo, o se uno guarda la casa di Curzio Malaparte a Capri, è una meraviglia, che lì s'acquatta su quello scoglio, è un oggetto tra i migliori di tutto il Novecento europeo, io direi, no? Quindi, insomma, abbiamo questo imbarazzo, abbiamo oggettivamente questo imbarazzo nel registrare di questi acuti architettonici nel contesto di una dittatura, nel contesto di un fascismo che da nessuna parte lo si può salvare, ovviamente, no? Allora, grazie. Vorrei dire, se posso dire una cosa semplice. Era Stefania Bolletti che si era prenotata, mi scusi. Vai Stefania. No, era semplicemente per ringraziare intanto dell'ospitalità in questa iniziativa che mi ha permesso di ripercorrere Firenze da tanti punti di vista, una Firenze che in genere è molto centrata sulla propria rinascimentalità e quindi avere anche questi altri sguardi è sempre importante sia da un punto di vista del risveglio culturale, ma io credo anche, ho scritto sulla chat questo, sentendo insomma il vostro dibattito che ho vissuto anch'io, anche se non abito a Firenze, ma insomma questa pressione ovviamente di spersonalizzazione, di insomma chiamiamolo come vogliamo, gentrificazione, tutti i processi che ha attraversato Firenze da ormai tantissimi anni, quindi è anche difficile intervenire oggi in maniera, diciamo, in controtendenza. Credo siano processi molto destrutturanti il contesto sociale, quindi quello non si ricrea dall'oggi al domani. Però credo che queste iniziative appunto di riscoperta della città, mi ricordo tempo fa il Museo del Novecento organizzava delle visite anche proprio alle architetture di questo periodo. Sì. Credo che l'unico, non dico antidoto perché purtroppo sono processi che passano attraverso altri piani, che sia quello economico, abbiamo detto, insomma, anzi vi segnalo, una mia carissima amica di Firenze mi ha segnalato anche un intervento vicino a Via De Bardi, insomma, attraverso una variante semplificata allo strumento urbanistico si dovrebbe arrivare ad un cambio di destinazione d'uso turistico, chiudo parentesi. Ecco, credo che uno degli piccoli antidoti potrebbe essere quello proprio di sensibilizzare la popolazione rispetto a questa multidimensionalità della città dal punto di vista
culturale, no? E quindi ecco, trovare il modo di, come dire, di proporre più iniziative possibile, perché penso che l'unica voce che, voglio dire, può contrastare in qualche modo questi processi di abbandono, di degrado, ma comunque anche di perdita di identità, siano i cittadini residenti. Quindi penso che anche gli amministratori a quel punto non potrebbero rimanere sordi, no? Ecco, quindi penso che ecco, tutto quello che si può mettere in campo, ma credo che Italia Nostra sia una delle, diciamo, associazioni in primo piano rispetto a questo percorso di accompagnamento, di riappropriazione proprio della città. Scusate la lunghezza, ma vi volevo comunque ringraziare anche il professor Romai accolto. Allora, sì, posso... Prego. No, se posso dire una cosa per avere anche conferma dal professore. Mi risulta da dei documenti che ho visto che Mazzoni aveva già progettato la stazione nuova a Santa Maria Novella, ma che dopo le insistenze della cittadinanza, della sensibilità culturale e ambientale di allora, ci fu un ripensamento. E quando mi risulta che tutto fu rimesso in discussione, ed ecco che fu dato l'incarico al gruppo toscano degli architetti che ha prodotto quell'opera che tutti noi fortunatamente abbiamo. E il ragionamento fu che l'opera di Mazzoni, che era persona di grande peso, non si addiceva al contesto e soprattutto non si addiceva all'abside di Santa Maria Novella. Ci fu un ripensamento, fortunatamente, dopo che già personaggi come Pavolini e quant'altro avevano già sottoscritto il progetto Mazzoni. Ci fu un ripensamento e abbiamo avuto la fortuna che questo ripensamento abbia avuto seguito e che poi il gruppo toscano abbia prodotto quello che ha prodotto. Può dire qualcosa? È vero questa versione? Sì, è vera questa versione. Posso aggiungere che la questione della stazione è un genere letterario, nel senso che sono talmente tante le cose da dire, i progetti, pare che a difesa di Mazzoni e Mazzoni, diciamo, viene invitato. Intanto provo a impostarla in questo modo. Intanto la questione della stazione nasce da lontano, nasce nel 1907, quando si cominciano a spostare le officine ferroviarie e si portano a Romito. Si fa spazio e allora comincia tutta una fase di preparazione per la nuova stazione. Mazzoni, che è ingegnere e architetto del Ministero delle Comunicazioni, tra l'altro opera dal Brennero a Agrigento, quindi anche la stazione di Siena, che era bellissima e qualcosa rimane ancora oggi, e la si vede, è un'opera del Mazzoni. La stazione di Montecatini è opera del Mazzoni, come la stazione del Brennero, come quella di Trento, come quella di Messina, insomma un uomo che veramente dall'Alpi alle piramidi, potremmo dire, ha fatto tante cose. Il progetto che Mazzoni uno dei due progetti che Mazzoni aveva fatto per la stazione effettivamente suscita un vespaio di polemiche e diciamo l'affidamento del progetto al gruppo toscano avviene attraverso un concorso. Ci sono 102 concorrenti, fra l'altro ci sono 500 metri quadri di disegni che vengono esposti nel Salone del 500 in Palazzo Vecchio e anche nel Salone del 200 perché non ci stavano, e diciamo vince il progetto del gruppo toscano in qualche modo perché era opportuno che vincesse il progetto del gruppo toscano, perché la facoltà Michelucci insegnava a Firenze, Brizzi, il direttore, era amico di Michelucci, i componenti del gruppo toscano erano tutti diciamo laureati a Firenze e via dicendo, e poi anche perché era effettivamente un progetto molto bello. Comunque oltre
per esempio al progetto del gruppo toscano ci sono altri progetti molto meritevoli, per esempio quello di Bianchini e Fagnoni, che aveva proposto, è altrettanto bello, fu escluso per un vizio di forma perché occupava 10 metri di più di quello spazio. Bianchini e Fagnoni avevano immaginato una stazione sotterranea con un giardino sopra, con una grande siepe, quasi da infinito leopardiano, e che è una stazione praticamente sotterranea, che insomma un progetto molto molto bello. Che non vinse per questa ragione, altri progetti ce ne furono, quindi insomma una grande vivacità, ecco, questa si potrebbe cogliere, una grande vivacità di proposte, e anche molte di queste proposte erano, alcune, no, quella di Coppedè per esempio in stile neogotico non era certamente apprezzabile, ma molte proposte razionaliste erano qualitative. Quindi un grande, non è stato ancora del tutto ricostruito la vicenda del concorso per la stazione, per il fabbricato viaggiatori della stazione di Santa Maria Novella, perché bisogna appunto il fabbricato viaggiatori, perché tutta la stazione c'ha tante altre aspetti, dalla palazzina reale appunto alla squadra rialzo, alla centrale termica e via dicendo. Non ci sono tutti i documenti per ricostruire quei 101 diversi progetti e quei 500 metri quadri di disegni, perlomeno io non ho mai trovato un deposito. Se ne conoscono 30 o 40 che furono pubblicati dalle riviste, ma nulla. È interessante, c'è grande vivacità. Quindi Mazzoni effettivamente, come ha detto lei, aveva realizzato. Koenig pensa, ma anche lui senza una documentazione valida, che il progetto del quale faceva parte la centrale termica fosse la versione moderna, e invece il progetto che fu messo poi in lizza e poi superato dal concorso era quello più tradizionalista. Mazzoni d'altronde agiva su istigazione dell'ufficio quinto del Ministero delle Comunicazioni, del suo capo, del capo di quell'ufficio, che lo mandava e gli diceva: beh, fai un paio di progetti per Trento, fai 3 progetti per Messina, e Mazzoni li faceva. Era un uomo di grande diciamo qualità, anche perché poi era aiutato, c'era un intero ufficio che produceva queste cose. La cosa triste, a proposito di una cosa che è stata detta prima, è che nonostante tutti questi studi, e siamo in parecchi a aver studiato queste cose, a proposito della città e a proposito dell'effetto che si può avere su chi ci amministra, su chi ci governa, io credo che raramente sia stato scritto tanto su un'opera come sulla centrale termica. Abbiamo fatto convegni, ci sono da più punti di vista, dal punto di vista delle tecniche costruttive, dal punto di vista dell'architettura ferroviaria, dal punto di vista assolutamente come non aver fatto nulla. Quindi questo noi storici ci mette in una condizione di assoluta marginalità, come il 2 di Briscola, potremmo dire, per rendere l'idea immediata. Forse bisognerebbe passare come si dice? Allora, io cioè, si potrebbe stare qui anche tutta la sera, però direi se Leonardo vuole chiudere con 2 parole questo primo ciclo e salutare tutti. Leonardo? Aspetta, chiudo. Grazie a Mauro per questa bellissima, veramente, cioè, ci ha riportato nella Firenze appunto di quegli anni, e ovviamente c'è con noi, insomma, abbiamo già cominciato, può fare tutti i confronti con l'oggi. E ringrazio anche Cristina, ho visto una sua scritta augurale, grazie veramente.
E niente, un arrivederci, perché come diceva Anna, quindi noi cercheremo di fare il programma prima possibile del secondo ciclo. Purtroppo resta l'imponderabile se dovremo riprendere, speriamo di no, tocchiamo corna e altre cose, ma insomma riprendere online o invece trovare una sede abbastanza centrale, quindi potersi vedere anche in faccia. Quindi, comunque, insomma, è un impegno che la nostra ha preso, e spera che gli amici, i colleghi che faranno siano altrettanto generosi come coloro, Lucio e Mauro, appunto, che si sono prestati a questa attività di informazione e formazione. Non avevamo pensato per gli insegnanti, ma ci sono anche tanti cittadini, bene, speriamo di raccogliere tanti altri, insomma. Quindi grazie a tutti, spero anche per questo ultimo incontro ci sia poi una registrazione, perché sono molto richieste, quindi, e quindi benissimo.